Buongiorno a tutti. Allora, questo video è un po' per i tifosi del Napoli, ma è soprattutto per i tifosi delle altre squadre, perché dobbiamo fare un attimo di chiarezza. Allora, quando io parlo del gomito, voi dite che piango, che rosico, eccetera, eccetera, che non c'è niente, ma dobbiamo sempre contestualizzare rispetto alle altre situazioni. Si è creata la situazione di Mertens, io ho detto, quello di Mertens non era rigore, beni scandalo, il Napoli ruba, il Napoli è aiutato dagli arbitri. Questo discorso deve finirla. Dovete smettere di fare questo discorso che il Napoli ha aiutato, perché prima di tutto è ridicolo, secondo il fallo di Zielinski che porta al rigore della Fiorentina, quindi già questa cosa qua si bilancia. Ma quello di Zielinski da regolamento è rigore. Se da regolamento quello è rigore, allora è rigore anche quello là del Cagliari, perché è gomito, perché è involontario, non fa niente. Ma andiamo avanti. Io ringrazio Gerardo Marino, perché lui fa tutto il lavoro che io non posso fare perché non ho tempo. Allora, si parlava di trattenuta su Llorente, giusto? E Gerardo posta questo video, ok? Ora voi vedete, la trattenuta c'è, ma è leggerissima. Vedete, lui si appoggia, tiene la maglia, poi si preoccupa e lascia. Llorente non cade, perché Llorente, vedi, si allunga un pochino, ma Llorente non cade, perché Llorente, secondo me, si è dimenticato i trascorsi della Juve e si è trasformato in un giocatore di Premier League dove non si cade, si gioca il gioco all'inglese, il famoso gioco all'inglese. Vedete? La maglietta si allunga un attimo ma non cade. Per me questo non è rigore, va bene? Proprio per l'onestà. Ma se andiamo un attimo qua sopra, ok? Che succede? La maglietta dove te la vuoi portare? A casa? Ok? È possibile che la maglietta fa così? Questa è trattenuta di maglia. Llorente deve cadere. Questo è un discorso che mi pare che l'ha fatto Allegri, mi pare che l'ha fatto Bonucci, che lì non mi ricordo. Bisogna cadere, perché se cadi il VAR va a controllare. Questa qua è passata in cavalleria, ma questo, lui è un danno procurato perché non riesce a saltare come vorrebbe, se lo trattiene, quindi lui sta in volo e non la prende come vorrebbe. Llorente è troppo signore, questo qua è un altro calcio di rigore. Allora ce ne sono tre di occasioni, ok? Uno che è pochino così, l'altro da regolamento è così, quest'altro da regolamento è così. Sono tre rigori che vogliamo fare. Vogliamo ancora parlare della formazione schierata da Ancelotti? O vogliamo dire che comunque il Napoli ha giocato pianuccio nel primo tempo, nel secondo tempo ha fatto il forcing, abbiamo avuto un sacco di occasioni da gol e tre rigori? Io direi che l'abbiamo vinta la partita. Poi non si arriva mai al contropiede che fa il Cagliari se il Napoli passa in vantaggio. Quindi chiariamo questa cosa qua e smettiamola una volta e per tutte di dire che il Napoli è aiutato dagli arbitri, che noi cerchiamo i rigori. Oramai dopo il fatto di Mertens i rigori non ce ne daranno più, quindi bisogna cadere, e qua stiamo proprio all'esasperazione degli opposti praticamente. Cioè Mertens, Callecon, che sono quelli che quando vengono toccati cadono. E così bisogna fare, perché così siamo in Italia, perché se non cadi gli arbitri fanno finta di niente e si passa avanti e si va in cavalleria. Llorente, sentimi, ascoltami bene, quando si allunga la maglietta devi fare così, devi cadere a terra, devi andare a parlare con l'arbitro e devi chiedere l'intervento del VAR, perché le partite bloccate contro squadre che non giocano si sbloccano così. Poi noi tifosi del Napoli possiamo, al di là, facciamo conto che la vincevamo, possiamo approfondire come abbiamo approfondito parlando della Fiorentina, come abbiamo approfondito con la sconfitta parlando della Juventus. Noi approfondiamo sempre e cerchiamo sempre il difetto, anche quando vinciamo, ma i 3 punti ci servono, e se questi 3 punti ci mancano a lungo andare possono essere dolorosi. Quindi chiudiamo questo discorso, questo è per cronaca e per smetterla una volta e per tutte. Il Napoli non è aiutato dagli arbitri e sarebbe anche ridicolo pensarlo. Questa partita ai punti, per come il Napoli ha giocato, comunque è vinta. Poi si può parlare, era meglio far giocare Llorente dall'inizio. Noi tifosi del Napoli possiamo parlare, ma voi tifosi delle altre squadre che state rompendo il cazzo e state dicendo che il Napoli comunque è aiutato, che non c'era niente, che non c'erano situazioni, e quando io parlo degli episodi mi lamento, piango, eccetera eccetera, dovete stare muti, dovete stare mutissimi, perché questi sono i fatti, sono la realtà. Allora se adesso questo voi dite che non è niente, mi dispiace, siete ciechi o in malafede. Questo è, il VAR doveva intervenire. Se il VAR non interviene,
bisogna cadere, perché se non si cade il VAR fa finta di niente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, iscrivetevi al canale e fate i bravi perché io alcuni li ignoro, altri li cancello, altri provo pure a rispondere ma mi sto rompendo i coglioni perché non vi dovete permettere proprio, non vi dovete permettere.